Qualche anno fa, insieme al mio staff, abbiamo deciso di fare la scelta del grass-fed, che vuol dire animali allevati al pascolo e finiti in stalla con erba e fieno. Abbiamo deciso di avvicinarsi il più possibile alla natura e questa carne qua è la carne che ricorda la carne di una volta, e quindi carne di animali allevati al pascolo, che stanno bene, che prendono la natura tutto quello che gli serve e che ci offrono il meglio che la natura può dare sulle nostre tavole. Questa è la carne che può ricordarci la carne di una volta, quella che c'era prima del dopoguerra dello sviluppo industriale, quando si è cominciato ad allevare in stalla con mangime cereali. Questa è una carne ricchissima di omega 3, cosa che in natura si può trovare solo nel pesce selvaggio, ed ha un gusto e una succulenza che altre carni non possono avere. È una carne anche da capire, perché non dobbiamo pensare che sia la carne più tenera del mondo, perché se vogliamo mangiare la carne più tenera del mondo mangiamo il petto di pollo. Questa è una carne che, siccome gli animali vanno su e giù per i monti per qualche anno, fanno palestra, la carne è più muscolosa e più tenace da mangiare. Non è una carne facile da spiegare e da dare da mangiare al cliente. È sicuramente antieconomica perché costa di più e rende sicuramente di meno, però il cliente, quando assaggia questa carne, ritara quello che è la memoria della carne e dopo vuole mangiare solo questa. In Italia, che ha fatto questa scelta qua, siamo solo in pochi pazzi scatenati e siamo una tribù di amici, perché ci sosteniamo a vicenda per far capire alla gente che questa è la carne del futuro e che vogliamo puntare su questa. Meno carne, ma di qualità assoluta. Mi considero un estremista della qualità, perché cerchiamo soprattutto l'animale che abbia fatto una vita felice, che abbia mangiato bene, e solo un animale di questo genere ci può offrire una carne straordinaria. È la carne che darei ai miei figli.